L'assessorato al turismo dopo Covid 2019 sta preparando una serie di iniziative finalizzate al rilancio del turismo in Sicilia. Ecco, so che state lavorando, se ci può anticipare qualcosa? Sì, noi stiamo portando avanti un progetto importante per quanto riguarda il turismo in Sicilia. Abbiamo messo in finanziaria 75 milioni di euro, questi soldi serviranno a dare un sostegno forte a tutto il comparto turismo. La famosa carta del turista che verrà diciamo promossa da giugno in poi, da fine giugno in poi, e naturalmente in questa carta ci saranno le notti che verranno regalate al turista sia siciliano che anche diciamo fuori regione, la guida turistica, i tour turistici e l'ingresso nei parchi. Tutto questo serve per stimolare l'indotto e naturalmente anche il turista che viene ad Agrigento e in tutta la Sicilia. Ecco, cosa deve fare un tour operator per accedere a questa iniziativa? Naturalmente ci sarà un portale dove si registreranno gli utenti e poi da là ci saranno le varie indicazioni, uno si recherà presso le agenzie di viaggio e prenoterà la propria vacanza. Questo serve naturalmente per creare un indotto economico che purtroppo dopo il Covid si è fermato. Quali pensate, quali altre iniziative pensate di mettere in cantiere sul dopo Covid? Le altre iniziative sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda il mancato bigliettamento. Il mancato bigliettamento riguarda tutte quelle attività che sono sempre il comparto turistico, ma comunque acquapark, cinema, tutto quello che riguarda gli spettacoli, che quest'anno purtroppo nel 2020 verranno penalizzati. Si farà un parametro tra il 2019 e il 2020 e la Regione, l'assessorato al turismo, darà una percentuale di soldi a fondo perduto. Questo permetterà comunque di superare il 2020 e iniziare a fare una programmazione per il 2021. Fratelli d'Italia, in virtù delle prossime elezioni elettorali, quale tipo di atteggiamento porterà avanti? Fratelli d'Italia oggi è uno dei partiti maggiori azionisti del centrodestra sia italiano che agrigentino. Noi sulle future amministrative naturalmente vogliamo essere parte centrale del centrodestra e non solo. Chiediamo a tutto il centrodestra di essere unito e anche nel portare avanti i programmi, soprattutto per lo sviluppo della città, perché comunque con il post-Covid abbiamo bisogno di unirci tutti e portare avanti delle proposte serie, perché purtroppo diciamo, l'economia è stata massacrata. Quindi da parte di tutto diciamo, il gruppo di Fratelli d'Italia, da me che lo rappresento, c'è tutta la volontà, la massima volontà a portare avanti i più progetti possibili per la città.